Buon pomeriggio a tutti gli amici di FVG Sport Channel, BHTV e bentornati sulla nostra pagina Facebook e YouTube per questa nuova puntata di BH Motorsport che ritorna dopo una settimana di attesa e siamo qui in studio. Siamo in home edition ancora perché come ben sapete il decreto ce lo impone con il commissario di BHTV e di FVG Sport Channel, Stefano De Marco. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buona giornata. E oggi con noi abbiamo un graditissimo ospite, un mito della nostra bellissima regione, il signor Pietro Corredic. Buongiorno Pietro. Salve a tutti, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Stefano, noi ci avevamo preparati un po' di argomentini per questa puntata qua, però insomma ieri Stefano no? Ieri la federazione Liberty Media, insomma ci sono state abbastanza, l'ACI Sport, sono venute fuori un attimo alcune indiscrezioni e alcune conferme sulla voglia di ripartire che ha il motorsport con la Formula 1 e la MotoGP e dopo questo lockdown forzato di tutto il mondo, giusto Stefano? Sì, la voglia di ripartire c'era già, adesso è ancora più forte, ci sono state pressioni sempre più grandi, anche perché insomma il mondo del motorsport è fermo come tutte le altre, come tutto il resto delle attività. E anche lì anche nel motorsport ci sono persone che ci lavorano, persone che vivono di motorsport, per fortuna, e beati loro anche, insomma. Sì, fare quello che ti piace è il sogno di tutti, no? Assolutamente. Ci sono stati vari articoli in questi giorni che dicono, insomma, confermano da parte di Stichi Damiani che ha confermato il Gran Premio di Formula 1 a Monza a porte chiuse. La MotoGP parlano di farla partire dal mese di luglio, adesso si parla di Brno ad agosto, che sarebbe insomma abbastanza probabile. Nel nostro piccolo nei rally non c'è ancora una conferma, però insomma ci stiamo lavorando su, ecco, per poter ripartire e speriamo insomma di farlo quanto prima. Ci sono dei piccoli progetti, dopo ne parleremo anche con Pietro, sentiamo la sua opinione su queste proposte che hanno fatto. Ma però Stefano, per quanto riguarda la Formula 1, che diciamo che è la serie A dell'automobilismo, io sai che mi presento anche a Pietro che non mi conosce, io sono uno abbastanza, ahimè, calciofilo, cosa vuoi fare? Papà mi ha tirato su così e devo restare così. La Formula 1 io la accomuno alla serie A di calcio, che stanno facendo di tutto per farla ripartire nonostante pareri discordanti per tanti motivi, ma è inutile stare a negare il fatto che i motivi sono quasi esclusivamente economici e la Formula 1 non è da meno. Adesso, a parte il discorso di fare un Gran Premio a porte chiuse, che magari dopo ne riparliamo, ma anche, se non sbaglio, confermami tu se ho letto giusto, parlavano di ripartire in Austria a luglio la Formula 1 nel circuito della Red Bull, dico giusto? Mi pare che era una delle voci che giravano. Sì, l'idea è quella di partire dall'Austria, sì, questa è stata addirittura fare da domenica, cioè il weekend sabato-domenica, più un'ulteriore gara a metà settimana. Questa era la proposta addirittura della Red Bull che gestisce il circuito. Boh, insomma, se si può fare, per carità, facciamolo. Ci sono famiglie che sono senza uno stipendio al giorno d'oggi a causa di questo blocco anche del motorsport. Chiediamo però un parere a Pietro, che non so adesso se si è informato, se segue. Pietro, tu cosa dici di tutta questa situazione? Ma per me lo sport delle macchine è sempre stata una passione, quindi da 40 anni e passa che corro, però sempre a livello di appassionato, e quindi
come una passione. Giustamente come dici tu, ci sono anche professionisti dietro, ma quella è un'altra dimensione che io non voglio neanche entrare a discutere. Io quando vado a vedere una gara o quando vado a fare una gara la faccio puramente da appassionato per sfogare la mia passione e cercare di divertirmi, trovarmi con gli amici, e vedere le belle macchine che ci sono in questo mondo e via dicendo. Anch'io da ragazzo andavo a vedere Formula 1 a Zeltweg, si andava su in autostop quando si era ragazzi, almeno da qua. Io ho avuto la fortuna di andare su più volte, ho girato un po' di Europa a vedere le corse. Quando avevo 18-20 anni sono andato a Le Mans, sono andato al Nürburgring, si andava, io e un mio amico si viaggiava molto in autostop, poi quando abbiamo preso la macchina siamo andati anche in macchina a fare un bel giro a vedere queste gare, però sempre guardate con l'occhio dell'appassionato, dello sportivo, del dilettante, chiamalo come che vuoi. La dimensione professionistica non la voglio affrontare e basta. Ma Pietro, volevo chiederti, allora, io capisco tutto, però da tifoso quali sono, per me, ad esempio, il calcio a porte chiuse non è calcio, perché ma nel motorsport, che magari il contatto durante la gara, il contatto col pubblico si sente di meno piuttosto che in un campo da calcio, correre un GP di Monza, per dire, a porte chiuse, può incidere per chi è in macchina, secondo te? Tu che bene o male di corse in macchina ne hai fatte anche, come hai detto tu, per passione, però dico, il contatto, il vedere le tribune piene, il tifo, che magari non lo senti tantissimo in macchina, però comunque ti carica. Cioè, correre a tribune vuote non è la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa, no, anche perché lo sport è fatto per gli appassionati, per chi va a vederlo. Dietro c'è il professionismo, ma se non ci sono gli appassionati che lo guardano, non vale niente. D'accordo che adesso sono le televisioni che vorrebbero sostituirsi, però guardare un decimo di secondo di una Formula 1 che passa vale più che un'ora di televisione, secondo me, quando la guardi con i tuoi occhi dal vero, perché analizzi e guardi quello che tu pensi che ti piace guardare, perché uno guarda come gira il volante, uno guarda come fa la traiettoria, uno guarda se fuma il motore, mille sfaccettature che invece nella televisione guardi quello che dimostrano loro, punto. Per me lo sport, qualsiasi sia, le auto in questo caso, perché è la nostra passione, vederle dal vero è tutto un'altra cosa. Non c'è paragone, non esiste. Dopo come c'è dietro tutta l'economia, tutto il giro di sponsor, di soldi, quello è un altro paio di maniche che come ho detto, però vederle dal vero, qualsiasi gara, una macchina che la vedi, che vedi il pilota, che vedi, senti la puzza della benzina, quello lì è tutta un'altra cosa. Ecco. Mi piace sentirti dire queste cose qua, perché io l'odore della benzina, io ti dico, per me andare a vedere una partita allo stadio, io dico sempre che una partita allo stadio non è neanche paragonabile al replay in 4K Super HD, perché allo stadio la vivi in un gran premio, in un circuito, scusa, la vivi a tuo modo, ma non solo la gara, ma tutto il prima, il dopo e il durante, cioè, è tutta un'altra cosa, cioè tutta un'altra emozione piuttosto che vedere in televisione. No? Ma penso qualsiasi sport visto dal vero, ognuno lo analizza, lo vede con i propri occhi in base a come gli piace quello sport, ed è giusto che sia così. La televisione, insomma, quando non si può, al limite guardi anche per televisione, ma la verità dello sport è andarlo a vedere, ecco. Oppure praticarlo, se è possibile, si capisce. E praticarlo come l'hai praticato tu, come lo stai praticando tu, perché ricordiamoci che Pietro, insomma, è tuttora in attività e insomma è tuttora macina chilometri, risultati non indifferenti. Pietro, cosa dici? Ma insomma, io ho la fortuna di poter sfogare ancora questa mia passione, come ho la Sonia, mia moglie, che mi aiuta, ha preso quella passione forse più di me a questo punto e mi sprona, mi stimola e andiamo a farci le nostre garette in giro per l'Europa, una volta qua, una volta là e niente, ci divertiamo appunto. Siamo ancora... Ultimamente sono quasi più nervoso a fare una gara adesso che non quando avevo 20 e pochi anni in più, che le prime gare si sempre più tesi così colà, invece mi creano un'emozione ancora e quello mi va bene. Eccoci qua.
Eccolo. Intanto al nostro regista che salutiamo, che non avete visto all'inizio, e sappiamo che ringraziamo, che è grazie a lui che facciamo tutto questo, che se non ci fosse lui probabilmente non saremmo qua, che ci mette queste immagini di archivio, suppongo, Pietro. Ma non solo, questa qua dovrebbe essere di 2 anni, beh, no, aspetta, questo Cividale dovrebbe essere il Castelmonte. 2016. No, insomma, neanche tanto di archivio. Quando le macchine pensavo fosse di qualche annetto di più. No, beh, la macchina è storica, sì, però questa qua dovrebbe essere il 2015 o 16, perché l'anno scorso ha corso la Sogna con questa macchina. E poi per 2 anni non avevo fatto la Castelmonte perché era concomitante con dei rally che si faceva noi in giro per l'Europa e quindi abbiamo dovuto saltarla. Però la Castelmonte è la gara che ho fatto più in assoluto, insomma la mia gara di casa è la salita di casa che quando avevo 5-6 anni sentivo già, dormivo con le finestre aperte per sentire il rumore delle macchine che provavano e andavo a vederla a suo tempo e quando si è concretizzato che potevo farla, quando è ripresa a essere fatta nell'85 ho avuto la fortuna di poter essere anch'io del gioco, del Giro di Castelmonte e penso di essere il pilota che ha partecipato a più edizioni da Castelmonte perché dall'85 a oggi mi sembra che ho fatto a parte gli ultimi 2 anni che ho detto che non ero e un altro anno prima che non ero, però in un'altra situazione, in un'altra edizione l'ho fatta con 2 macchine, con una moderna e una storica e quindi sulle diciamo 41, su 34 edizioni fatte fino adesso ne ho fatte almeno 31, ecco. Dell'era moderna, nell'era prima no, perché ero piccolo ancora. No? Poi il nostro... Comunque ci confermano 2016, cioè, hai azzeccato l'anno giusto proprio, no? Questa immagine. Bene. Il nostro ospite, diciamo che il pilota è storico, la macchina è storica, però il piede non è ancora storico perché va ancora forte quel piedino lì, Pietro. Ma insomma, ultimamente mi arrango, dai, diciamo l'esperienza mi aiuta, non ho più la grinta che avevo magari 30 anni fa, però ho l'esperienza che mi permette di gestire la macchina e i tempi vengono ancora, dai. Sono contento, dopo qualche volta anche sono scontento perché tutto perfetto non fai mai, ma in linea di massima a fine gara sono contento, bevo volentieri la birra con gli amici e si chiacchiera, si discute e si porta a casa anche la coppetta qualche volta, quindi tutto bene. Pietro, è iniziato tutto. Allora, diciamo che ti abbiamo chiamato per parlare, come abbiamo visto, sì, della Cividale Castelmonte, che è una delle salite più belle che si possono fare, tecnica, comparti veloci, cioè ha tutto tutto quello che si può cercare in una salita. Diciamo che Castelmonte insomma ce l'ha, anche se il chilometraggio non è altissimo, no? Però volevamo parlare anche Scusa. No, dimmi. No, il monte è una salita a non perché di prova speciale di gara in salita, però è bella per quello, ecco. Mi piace, la faccio volentieri, ma prima di casa sono la puzza di benzina, l'ho sentita a Castelmonte, ecco. E dopo, insomma, è sempre un fascino fare questa gara, è bella, basta. Certo, però io non solitario, io tendo più a fare pista, insomma, e salite, faccio di Castelmonte e basta, ecco, dopo il successo che ho fatto anche, più che altro così per sfizio di fare qualche altra gara, ma come gara in salita sono legato alle 2 nostre gare regionali. Certo, bellissime entrambe, però vicino a casa tua ci sono altre bellissime prove speciali. Volevamo fare anche un breve giro, insomma, di fare un giretto in macchina con te, in giro per le valli di Natisone e scoprire un pochettino le prove speciali che sono dietro casa tua, quelle dove vai ogni tanto anche magari a fare un giretto da solo, non lo so, quello...
Ma le prove speciali delle Alpi Orientali sono sempre state fatte una parte, almeno nelle valli del Natisone, quindi le prove di casa qua. Abbiamo delle prove bellissime come le 3 classiche sono il Trivio, la prova di Mersino che è entrata da 4 anni nel giro delle Alpi Orientali, quindi è diventata già un mito questa prova perché per la bellezza della prova speciale che è fatta di salita, di discesa, di velocità, di guida, di tutto, un po' di tutto, e dopo l'ospitalità che ci danno le frazioni di Mersino quando arriviamo su, quando preparano la gara, quando la allestiscono, danno una mano e tutto, le frazioni di Mersino, di Montemaggiore e di Dus sono un qualcosa di eccezionale, questi ragazzi che aiutano Giorgio Croce e il suo staff, ma anche ti tengono calda la gara e ti danno entusiasmo e un piacere non da poco. Ecco, oltre all'effetto nostro, insomma, al fatto che si corre la prova, c'è tutto l'insieme che hanno creato che è molto bello. Ecco. E poi c'è la prova di Drenghia, che anche quella forse per me, per la mia macchina, è una delle più belle perché c'è tanta discesa. E siccome io in discesa mi arrangio un po' meglio che non in salita perché i cavalli da mia sono quelli che sono, mi ha dato belle soddisfazioni, specialmente 2 anni fa quando ha piovuto sul bagnato, quando col BMW abbiamo fatto dei bei tempi e ci siamo sfogati bene, ecco, dai, diciamo così. Dopo cosa dire, qualsiasi prova speciale la fai nella Valle Natisone. Una volta c'era la prova di Erbezzola che da Montefosca scende giù fino a Pulfero, bellissima anche quella, che adesso per un po' di anni non si fa, un po' perché è stata sostituita da Mersino, ma un po' anche perché la strada per arrivarci dalle Farcalizze, dal comune di Faedis, arrivare a Montefosca è molto rovinata, quindi non si può passare e non si può ripristinare questa prova finché non metteranno a posto la strada. Anche quella è una bellissima prova perché c'è il falsopiano che c'è fra Montefosca e la Sella di Calla, che è bellissimo, e poi inizia la discesa verso il basso passando i paesi di Calla, Goregna Vassa e Ervezzo, qualcosa di fantastico, dai, bellissimo. Sono prove che ci invidiano in tutto il mondo perché io ho la fortuna di correre anche in giro e sono delle prove di guida, di stile, insomma, che serve tutta un'armonia, non basta avere la macchina, non basta saper guidare, non basta avere... È tutta un'armonia che devi creare fra te, il navigatore, la macchina, chi ti fa la macchina, è tutto un insieme che queste prove esaltano la gara, esaltano te, esaltano tutti e quando arrivi in fondo ti dico sei contento. E queste sono cose belle. Beh, dopo le cose brutte non raccontiamo, insomma. No, intendevo le cose belle di tutta la coesione che viene fuori per fare, perché magari uno che va a vedere non si rende, cioè, o meglio, se uno va a vedere magari un po' ne capisce e si rende conto del lavorone che c'è dietro per poter permettere a queste splendide macchine di poter fare, ad esempio, una Cividale Castelmonte, come stavamo parlando un attimo fa, no? Poi Stefano, anche tu come Pietra hai bazzicato un po' per queste gare, quindi anche da dietro le quinte, quindi sì, il lavorone che c'è dietro non è indifferente. Beh, certo, c'è un lavoro dietro le gare che è impressionante. Uno nemmeno immagina gli sforzi che fanno gli organizzatori, oltre a quello ovviamente dei piloti, navigatori, assistenze per essere presenti alla gara, per poterci partecipare, però anche gli organizzatori fanno degli sforzi enormi per poter rendere le gare sempre più belle, sempre più sicure, assolutamente, e soprattutto sempre più fruibili dal pubblico, perché ricordiamoci che non è semplice avere una gara sicura con tantissimo pubblico come può essere in questo caso l'Alpe Orientali che corre nelle Valli di Natisone. Le Valli di Natisone sono come in Carnia,
è una delle culle del motorsport friulano, perché la passione per i motori è sentita e c'è in ogni casa. Correggimi se sbaglio, Pietro. Tutti No, vanno a stai vedere. parlando giusto. Ma anche quando organizzano tutto il lavoro che c'è dietro, come dicevi tu, di Giorgio Corso e il suo staff, è tutto un insieme di lavoro che coinvolgono il territorio e dopo anche la gente viene a correre, passa qua, viene non solo il weekend a vedere, ma quelli che corrono stanno qui una settimana e creano movimento, creano economia, fanno rallegrare la gente, fanno rallegrare il modo, il tutto l'insieme che diventa bello, ecco, ed è un qualcosa non da poco, ecco. Anche perché parliamoci chiaro, Pietro, anche se uno non segue, non è del settore, non è appassionato, ma quando vedi una macchina da corsa ti fermi a guardarla, è il più forte di tutti noi. Quindi, no. Spero di sì, d'accordo, noi appassionati più clinico per sentire, per vedere. Però sentendo un po' di rumore qualcosa è sempre stimolata a buttare l'occhio, a vedere e a entusiasmarsi, insomma a crearsi, insomma a creare entusiasmo, ecco. Non so come spiegare bene, ecco. No, hai spiegato benissimo, secondo me. No? Ma Daniele, cosa dici se chiediamo? Allora, Pietro ha iniziato a correre più o meno, mi pare, subito dopo che hanno inventato la ruota, no? Una cosa del genere. No, non sono così antico, aspetta. No? E ha detto però che quello che gli viene meglio è fare discese. Allora diamo una piccola Ma che poi, tra l'altro, scusate se ti interrompo un secondo, io volevo intervenire prima, mi avevo lasciato parlare che hai portato un esempio, un ricordo di una discesa sulla pioggia, che ti hai detto che ti sei esaltato. Cioè, già la discesa secondo me dovrebbe essere difficile, addirittura sulla pioggia con un BMW, chapeau, tanto di cappello, perché discesa e salita, la discesa credo sia leggermente più difficile di una salita, giusto? O sbaglio? Ma se vuoi sfruttare bene la macchina, insomma, in discesa la sfrutti di più, specialmente le macchine, fra virgolette, piccole, quelle che hanno pochi cavalli come le nostre, ecco. Quindi devi soccombere ai cavalli che magari in salita ti aiutano, ma se non ci sono, allora li provi a fare in discesa e in discesa ci vuole il manico del pilota, diciamo, andare un po' più forte, ecco. E a quell'Alpi lì di 2 anni fa, che è venuta questa pioggia, e senz'altro la BMW, come hai detto tu, non è il top della macchina per la pioggia, ma insomma aveva un assetto buono. Le gomme ho messo quelle da pioggia, ma penso che le avevano tutti, perché non c'era il caso di fare alchimie sulle gomme, perché pioveva, slavinava, detto in italiano. Quindi dovevi mettere il pioggia bagnato. Ho trovato un bel ritmo, un bel feeling con la macchina, la navigatrice era brava, che dava le note giuste, e, insomma abbiamo fatto 2 passaggi su Drake, super, dai, non ti dico, bello. Abbiamo visto una tua foto del trofeo 112. Quella in bianco e nero mi hanno raccontato ieri sera che era una foto fatta a Piancavallo. Abbiamo parlato 2 settimane fa. Mi è scappato, non ho visto, mentre parlavo non ho guardato più di tanto. No, ma adesso non ti preoccupare che adesso Checo la rimette. Perché, eccola qua. Sì. È l'arrivo di un Piancavallo. Abbiamo parlato 2 settimane fa con Franco Savio un po' delle prove speciali, di quello che era il Piancavallo di quegli anni, insomma. Sì. E tu l'hai corso nel trofeo, se non ricordo male, no? Col trofeo 112. Il Piancavallo più volte, anche col trofeo 112 a suo tempo. Col trofeo 112 l'ho fatto 3 volte, 81, 4 volte mi sembra, 4 volte con 112 e dopo col trofeo 1, dopo in versione trofeo, poi ho fatto con Renault 5, con Opel Kadett, con Peugeot 309, l'ho fatto un po' di volte, dai. In varie salse. Tu hai corso il trofeo 112, hai corso il trofeo 1 Turbo.
Uno turbo, sì. Il trofeo Uno Turbo. A proposito, Daniele, sai che il signor Corredic, noi abbiamo avuto un ospite due puntate fa, che è il signor Flavio Candoni, no? E ha iniziato a correre il signor Flavio Candoni con Pietro Corredic nel trofeo Uno Turbo, ricordo giusto, Pietro? Ma L'hai Flavio svezzato tu? Ma diciamo, lui ha fatto già, non ho svezzato proprio di primo pelo, aveva fatto già qualche gara così. Dopo, durante una cena, una sera, è venuto fuori, vieni a correre con me, si è andati a correre, mi sembra, a Maiano il primo anno, il secondo anno. E dopo da lì siamo partiti col trofeo, e il trofeo 1 l'ho fatto tutte le gare con lui, quando ho fatto che avevamo fatto per un 4-5 anni, non tutte le gare, che non c'era la possibilità di fare proprio il campionato completo, però abbiamo fatto nell'87, abbiamo fatto nell'86, insomma ci siamo divertiti anche perché non sono io che l'ho perso allora. No. Pietro? Sì. Pietro, perdonaci, ti abbiamo perso un attimo perché qualche problema di collegamento. No, ma tranquillo, non ti preoccupare. Hai detto hai fatto il trofeo Uno Turbo, hai fatto anche un ottimo risultato, mi ricordo giusto? Beh, io il trofeo Uno Turbo l'ho fatto nell'87, nell'88 e nel 90, diciamo. E in quelle 3 edizioni ho fatto nell'87 sempre con Flavio Candoni, abbiamo fatto il terzo di campionato, e con quella posizione lì la FIA ci ha portato a Monte Carlo l'anno dopo, e con la Uno Turbo siamo andati a fare il Rally di Monte Carlo da via, diciamo così, e ci siamo divertiti, perché è anomala. Noi siamo andati a prendere le note, quelli di adesso speciali erano un 650 speciali, quindi noi siamo andati a prendere le note fra Natale e Capodanno, che avevamo il tempo, siamo stati via una settimana, e in una settimana abbiamo fatto note e quasi tutte anche corrette, cioè un passaggio e basta. E poi ci siamo presentati per la gara, che era verso il 20 di gennaio, e comunque insomma ci siamo divertiti a fare quei rally lì con non c'era tantissima neve, però c'è stata anche un po' di neve, un po' di ghiaccio, un po' di spaventi li ho presi, perché ti trovavi in certe prove che sembrava un bel asfalto, facevi la curva e di là era tutto una brina, e più di qualche brivido è stato. Lì siamo arrivati prima a classificarsi nei primi 60 per poter partecipare all'ultima notte, perché l'ultima notte del Monte Carlo, cioè quella del Col del Turini, il famoso Col del Turini, partecipano solo i primi 60 classificati delle altre 2 tappe di avvicinamento, di gara. Sì. E noi si era arrivati 30, poco più di 30esimi, e abbiamo fatto anche l'ultima notte, e ci siamo classificati alla fine 34 o 35esimi, adesso non mi ricordo bene, e secondo noi è stato un bel risultato. Bene, siamo contenti di aver fatto il Monte Carlo e portato comunque vi consiglio di leggere il commento che sta arrivando, ecco. Flavio, che ti sta seguendo, Candoni, che dice che devi raccontare della grande paura che gli hai fatto prendere. Ma quello lo dice lui, non so se è vero, non mi ricordo, perché in un trasferimento perché insomma la gara è durata 4 giorni, 5, quello che è durata, io soffro abbastanza il sonno di notte, quello è vero. E quando è stata l'ultima notte del Turini, che siamo partiti, insomma abbiamo corso tutta la notte, in un trasferimento che si doveva affrontare delle strade di montagna che sono di là, e la strada veniva sdoppiata, faceva come una deviazione con una galleria, e io nelle note lui dice a un certo punto che non ho visto, sono stato dritto in contromano per 200 metri, invece di prendere la galleria, fare il salto dritto, non c'era nessuno, ma io non mi ricordo, insomma, e lui dice che da quel fatto lì non ha dormito tutta la notte, è stato bello sveglio dopo. Il fatto che siamo arrivati in fondo è bene, dai. Bene.
Però, ecco, vedi, 88, trofeo 1 turbo, quarto classificato, Corredic Candoni. Beh, lì nella gara dell'Elba. Sì. La gara dell'Elba, sì. Sì, Isola d'Elba. Bene, insomma, no, ci siamo divertiti. Non abbiamo mai vinto una gara, siamo arrivati secondi più volte al Costa Smeralda, al Sanremo, però non abbiamo mai vinto, ma non importa, noi siamo contenti, almeno io sono contento, ma penso anche Flavio è rimasto contento di quelle avventure. E niente, c'è stata una bella esperienza, abbiamo imparato tante cose e siamo contenti, basta. E le ricordiamo volentieri. Certo. Le ricordiamo volentieri. E qualche aneddoto sulle nostre prove speciali? Ce l'hai sulle prove speciali? Magari qualcosa delle Valle Natisone, qualcosina di divertente che ti è capitato con la tua attuale navigatrice, magari? Ma insomma, è più che divertente, io lo dico pericoloso, nel senso che come andiamo a provare, noi siccome ci conosciamo un po' tutti i paesani, là, e c'è specialmente il paese di Dus, che si attraversa il paese di Dus, che è l'ultima frazione prima di arrivare a Masseris della prova di Mersino. Si parte da Pulfaro, da Loc, si va su in salita, si passa a Mersino e già lì a Mersino chiudiamo i finestrini, facciamo finta di niente perché se ci fermano ogni volta quando vai a provare. Ed è già... Quando arrivi a Dus poi, e lì non so, sembra che non c'è nessuno, andiamo piano in paese, sbucano fuori quei 2 o 3 amici che abbiamo, fermano la macchina e tocca mangiare salame, bere un taglio, questo. Adesso bere un taglio non si può dire, ma tocca mangiare salame. Siamo in Friuli, fa parte del nostro uso e consuetudine. E così è stata nominata per noi la prova più pericolosa dell'Alpi, ma pericolosa nel senso buono, nel senso, è difficile portarla fuori. Ma che poi, io ti chiedo, ma una roba del genere non succede in giro per l'Italia, cioè è solo il nostro Friuli che ti dà queste perle incredibili che durante una gara ti fermano. Perché è bellissimo. Sì, no, da noi è più, ma va bene che sai, a noi ci conoscono e ci fermano, magari se vai in Toscana ci sarà il pilota locale toscano che avrà amicizia dei paesi, anche lui, forse come noi, però mi è successo qualche anno dietro, più di qualche volta anche provando in Toscana, quando si andava a provare il Sanremo fino giù in Toscana, così colà, ti trovavano, ti fermavano, magari anche i vigili del paese. Sai che non si può provare, ma andiamo piano, provate bene, allora facciamo così, se provate che fate un freno a mano vi lasciamo passare, se no è così, toccava fare anche quelle robe lì, ma non si racconta, non si fa. Ormai è data in prescrizione, tranquillo, dai. No, ormai è prescritta. È così. Dopo nelle valli, qualsiasi paese, scusate, qualsiasi paese che attraversi, ai fans che ti salutano, e quando provi ti fermano, almeno ti vorrebbero fermare, qualche volta sei costretto a far finta di non vedere nessuno e andare avanti perché se no non so. Per dire, un anno la prova di Canaluto di Masarolis partiva dalla borgata in parte sotto dove c'è la cantina Valchiarò. E allora abbiamo detto, come facciamo qua? Adesso andare a provare a Valchiarò. Siamo andati a provare, facciamo il primo giretto, perché era da prendere le note solo del pezzo sotto, che era nuovo. Il pezzo alto lo conoscevamo già, quindi non serviva, cioè non si serviva. Siamo andati lì, abbiamo fatto il primo giro, preso le note, per il secondo giro non viene fuori il nostro amico Lauro. Cosa fate lì? Niente, siamo avanti dentro in cantina, insomma, abbiamo cominciato le condizioni alle 9, a mezzanotte c'era ancora in cantina, ma quella sera per la verità non vi abbiamo provato varie qualità di vini e così. E poi loro, quando era la prova della gara, che era la prima prova, adesso parlo 20 anni fa, adesso era la prima prova della gara, vengono fuori tra il CO inizio prova, sai che c'è quel minimo piccolo trasferimento, con un bicchiere di vino ho detto no, che di fare la corsa non si può, erano alle 9 di mattina, e loro hanno detto guarda che questo è Tokai, chi beve Tokai non si ritira mai,
E un socio venuto bene, sotto il cazzo così, e dopo via e avanti. Com'è andata la gara? Come? Com'è andata la gara? No, bene, sembra Allora, vedi siamo che arrivati in fondo, i toccai prima di partire, va bene. In un'altra occasione, invece, sempre di quella prova di Canaluto, c'era sempre questo nostro amico, mi ha detto: guarda che quest'anno ti filmo, sono al primo tornante di Canaluto, arrivi lì sicuro ti filmi, e non sono arrivato. Alla seconda curva si è rotto il semiasse e non siamo riusciti ad arrivare al primo tornante dove ci filmava, ma non era in quella occasione lì, quindi non c'entrava il Toccai, ecco. Dopo forse per quello hanno cambiato il nome, adesso si chiama Friulano e non fa rima con le prove speciali, ma insomma così. No, ma per noi è sempre Toccai. Bravo, vero. Questo. No, ma Stefano, mi attacco un attimo a te, ma la cosa vale per tutti e due. Insomma. Noi in questa serie di puntate di BH Motorsport siamo andati un attimo a parlare di tutti i rally più conosciuti e non della nostra regione, della nostra piccola regione, perché fondamentalmente è una piccola regione che però a livello realistico io mi sono accorto, e anche gli amici da casa, che ha offerto veramente tanti spunti a livello realistico in Italia. Beh, certo, i Friuli, allora, diciamo grazie ad alcune gare come il Piancavallo prima, l'Alpi Orientali dopo, e la Verzegnis, piuttosto che ma prima il Piancavallo c'era la prima versione dell'Alpi, Prima c'era l'Alpi vero, poi si è fermato, è venuto il Piancavallo e dopo è tornato vedi, l'Alpi. Allora, sì, l'Alpi con le ruote quadrate, dopo... no, beh, certo, sicuramente ci sono state varie evoluzioni, sto dicendo, insomma, delle gare che hanno portato il Friuli, possiamo dire, sul tetto dell'Italia, ecco, dal punto di vista realistico, perché insomma tutti venivano, cioè, i più grandi campioni sono venuti a correre sempre volentieri in Friuli e vengono ancora, insomma, sia all'Alpi Orientali che a Cividale Castelmonte, piuttosto che la Verzegnis. Quindi sì, ci sono altre gare minori che non abbiamo ancora citato, ma con il tempo, insomma, citeremo anche quelle. Ci sono state prove speciali nella zona di Butrio, un'altra zona bella con quello che si chiamava il Rally della Sedia. Insomma, abbiamo avuto anche qualche passaggio nell'Alta Valtorre, vero Pietro? L'Alpi Orientali sì, ma noi abbiamo la fortuna di avere bellissime prove in tutta la nostra regione, ecco. Dal Carso Triestino in su, vai a Gorizia, c'è il Monte Calvario che è una prova bella, classica anche quella. Arriviamo nelle valli nostre qua, che abbiamo appena parlato, andiamo nelle valli del Torre, ci sono tante prove, andiamo in Carnia e c'è il Passo Pura, c'era una volta il Monte Crostis che è una roba... Adesso il Crostis lo conoscono in tanti perché c'è stato un tentativo per un paio d'anni di far passare il Giro d'Italia di biciclette, quindi diciamo che fra rally e anche ciclismo adesso almeno le strade del Friuli si prestano veramente tanto a questo genere di manifestazioni. Sì, giusto. Dopo anche le valli, il Correlli del Piancavallo, il Monte Rest, la prova di Campone, insomma, tutta la regione ha belle prove per fare i rally. E qua quindi, come dicono, occorrerebbe mettere assieme tutte queste organizzazioni che abbiamo per fare il rally mondiale del Friuli Venezia Giulia. Però finché facciamo queste lotte piccole interne fra noi non va troppo bene. Ora, se ti serve una mano io sono presente, se ti serve una mano a riunire tutti per fare una tappa mondiale in Friuli, guarda,
sfondi una porta aperta, secondo me. Perché ma Giorgio Croce, che lo conosciamo tutti com'è, lui dice sempre: voi trovate i soldi e io metto assieme tutto quanto, tutta questo l'organizzazione periodo è per un po' più farlo. difficile. Adesso, insomma, questo periodo è difficile per tutti, difficile andare anche a piedi, ma però insomma noi ci avrebbe la possibilità di fare bello. Io ho un amico ungherese che ci conosciamo ormai da 5-6 anni nelle macchine storiche, insomma lui è l'Alfa GTA, e lui dice sempre quando viene all'Alpi: ma quando andrò in pensione io vengo a stare qua da voi nel Valle di Natisone. Dice sempre. Io dico: guarda che non ti conviene, che la rischi grossa. E ogni anno rafforza, lui dice, ogni anno dice no, quando potrò verrò a stare qua con te nelle Valli di Natisone. Oh, guarda, portalo fuori al Carnevale delle Valli, poi vediamo se è ancora d'accordo. Ma sai, ma tiene il voto, è potente. Pietro, una domanda così, risposta fuori dai denti. Se non ricordo male, Stefano, Flavio, parlando con Flavio Candoni, per quanto riguarda il proseguo della stagione del Rallistica, lui sosteneva appunto 2020 probabilmente non ci sarà nessun tipo di gara. Questa era la sua previsione, poi tutti speriamo di essere smentiti. Pietro, secondo te ci sono gli spazi per questo 2020 martoriato da pandemie e quant'altro per qualche gara? Ma qui in Friuli, bisogna capire cosa succede, perché fino adesso ci raccontano quello che c'è, se un po' è vero, un po' no, non lo sappiamo, però bisogna rispettare le regole che ci danno, ecco. Quindi per il momento gli sport giustamente devono essere messi in un secondo piano, ecco, perché dobbiamo prima di tutto portarla fuori noi tutti quanti, e dopo, se saremo vivi, allora giustamente potremo affrontarle, ma non lo vedo subito così, ecco. Però non spetta a noi dirlo, è inutile fare, finché non viene qualcosa di concreto che dice sta finendo o è finito, è inutile fare calcoli, rimandiamo una gara di 1 mese, di 2 mesi, di 3 mesi. Sono tutte chiacchiere che si può fare per fare chiacchiere, ma non che non portano da nessuna parte. No. Stefano, tu a livello nazionale invece ci muove qualcosa, no? Giusto? Sì, a livello nazionale si cerca di muovere qualcosa, si sta cercando di capire cosa si può fare, cosa non si può fare. No, volevo dirti, Daniele, tu non hai avuto il coraggio di punzecchiare Pietro, perché... ma io sono il bravo conduttore che deve lasciare agli altri fare le cose. Esatto. No, volevamo, cioè già prima era partita un attimino questa domanda fuori onda, e tu mi hai detto no Stefano, fagliela dopo perché voglio sentire in diretta la sua risposta, e io volevo chiedere adesso in diretta a Pietro cosa ne pensa. Allora, si parlava prima degli operatori del settore rally, no? Di quelli che ci lavorano con rally, perché insomma il rally tutto sommato è passione, ma per qualcuno è anche lavoro, e per fortuna insomma che c'è qualcuno che riesce a viverci. Due esponenti che noleggiano vetture da gara a livello internazionale, tra l'altro, insomma ad altissimi livelli. Facciamo anche i nomi, dai, Claudio De Cecco e Roberto Bertolutti hanno espresso un parere favorevole alle gare in circuito, ai rally in circuito, che tutto sommato per loro che sì, hanno dei mutui per mantenere, hanno dei mutui, hanno delle persone, hanno dei dipendenti, hanno un'attività legata ai rally, potrebbe essere l'unico modo per chiudere l'anno, insomma, con qualche introito, ecco, perché sì, qua attualmente non se ne vede, non ne vediamo l'uscita. Però molti, come ad esempio Max Rendina di Roma, che è lui famoso rallista e organizzatore del Rally di Roma, dice no, i rally circuito sono assolutamente un abominio, una cosa da non fare, perché potrebbero creare dei precedenti addirittura. Tu cosa ne pensi, Pietro, di questa proposta, di queste voci che stanno correndo, queste idee? Le gare in circuito sono sempre state, non vedo perché devi chiamarle rally, che corrono in circuito con macchine da rally,
Va bene, perché non devi correre nel circuito? Ma non chiamiamoli rally, il rally è tutta un'altra cosa. I rally sono gare miste di velocità e regolarità che si svolgono L'abbiamo perso. nei posti di questo modo. Vengo qualcosa? Aspetta, l'abbiamo perso. Aspetta, sì, mi sa di sì. Ecco, guarda, abbiamo un po' la connessione che fa le bizze. Siamo arrivati al fatto che hai detto che in pista non si chiamano rally, sono gare in pista con le macchine da rally. Da lì in poi ti abbiamo perso. Niente, adesso sentiamo, adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Boh, niente, chiamiamole come che vogliamo, facciamo fare delle gare in pista con le macchine da rally, che facciano, ma non li chiamiamo rally, perché i rally è tutta un'altra cosa, sono una gara mista di velocità e regolarità fatta sui percorsi montagnosi, su prove speciali belle, brutte, magari su terra, questo, quell'altro, poi in pista avrebbe un altro tipo di gara perché no, per farle, ma non chiamano le rally, tutto lì. Dopo, giustamente, è il loro mestiere, ma come in tutti i mestieri ci sono dei problemi. Tutte le attività hanno i problemi del coronavirus, quindi insomma, quello è un altro paio di maniche, ma non c'entra con la passione. E poi io da esterno a rally, che non sono certo come voi molto conoscitori, ma seguendo, perché bene o male, tornando al discorso di prima, quando vedi una bella macchina che corre ti fermi a guardarla. Addirittura da questo che ho detto di andare in pista mi è venuto un po' da sorridere, perché addirittura sentivo di alcuni piloti, ma negli anni scorsi, che ci sono le fazioni sulla speciale Isterrato piuttosto che con l'asfalto, sempre nelle strade. No, nell'asfalto non è un vero rally, il vero rally è nello sterrato, e figurarsi andare in pista, cioè, è proprio completamente, da ragione a Pietro, un altro sport. Ma insomma, ho fatto le strade più verso questo mondo, dall'asfalto un biliardo alla pista a una a terra alle prove, insomma, è un misto che più quello è normale, sì, deve essere. Invece la pista bello, un bel asfalto tipo biliardo, e lì è un altro tipo di gara, appunto. Stefano, ti lascio, visto che abbiamo anche un po' di problemini, forse è meglio iniziare a prepararsi alla chiusura della nostra trasmissione, quindi ti lascio a te, se hai ancora qualche domanda da fare al nostro graditissimo ospite, questa puntata di BH Motorsport. No, intanto volevo dire a Pietro che la mia era, l'ho solo punzecchiato, non volevo Ma il problema non esiste, tu giustamente mi hai chiesto, io ti dico come la penso, basta, dopo. E qua ce la pensiamo tutti uguali. Sì, no, assolutamente. Allora, mettiamola così. Io sono, io come sanno tutti, non è che abbia fatto tantissime cose nei rally, forse sono più gli anni che ho passato a dare una mano come organizzatore che le ore passate in macchina. Su questo ne sono sicuro. L'ho fatto per divertimento, perché il rally per me è una passione, una pura passione, e io sono di quelli che dicevi tu, Daniele, per me il rally è su terra. Ecco, lì volevo arrivare anche. E anche divertito spesso su terra, anche con macchinette piccole. Ricordo una sua partecipazione ad una gara nel Triveneto con una Yugo, dove si è divertito tantissimo. Ricordi tu? Vero, Pietro? Ma ero iscritto con una Yugo che si doveva correre, però dopo la gara non è stata fatta, quindi non è vero, sì. Ma non hai fatto anche il Prealpi dopo? No, ma lì non ero, lì non l'ho fatto.
Io devo non fare il rally, quello adesso non ricordo. Il Terra del Friuli, sì. Il Terra del Friuli, bravo. Lì mi ero uscito con Ayugo, che avevo trovato tramite amici, e dopo è successo quel che è successo, che il tempo non ci ha lasciato. È stato un peccato veramente, perché era un'avventura nuova anche quella. Certo. Dopo, io sono sempre stato un appassionato della terra, dei rally su terra, quindi mi sono divertito. Adesso purtroppo ce n'è sempre di meno, ma insomma, se da andare a fare quelle gare su terra non mi tiro indietro, ecco. Però insomma, cosa volevo dire? Io mi sono perso adesso. Guarda, se non lo sei tu. Dio, mi sono perso. Parlavamo dei rally, il rally su terra. I rally sì, per me. Anche con macchine piccole, che non serve avere macchine performanti, è proprio la passione di andare a fare. Mi sono ripreso, scusate. Okay. E anche secondo me i rally in circuito non sono, cioè sono una forzatura, dai. Diciamo le cose come stanno. Com'è? Sono una forzatura, diciamo le cose come stanno, dai. Insomma, no, perché è una scusa per correre anche quella, per carità. Io dico solo che non è sbagliato correre così, però non chiamiamolo rally, tutto lì. Perché ti sfoghi, ti diverti anche in pista, mica è brutto correre in pista, per carità. No. Magari mettono chicane, magari la rendi meno pista ma più tortuosa, non so cosa dirti. Perché è un modo anche quello per divertirsi, per portare una macchina e tutto. L'unica cosa che non mi piace è chiamarlo con quel nome lì, basta, il resto va bene. Sì, no, io pensavo di più all'aspetto economico, insomma, di queste aziende che, insomma, alla fine dell'anno devono portare a casa la pagnotta loro. Questo non si discute. Portare a casa la pagnotta anche ai loro dipendenti, perché sì, ci sono persone che vivono, che sono assunte da queste aziende per lavorare nelle gare, e se non fanno gare, sì, non ce n'è per nessuno, ecco. Su questo non si discute. Quindi ormai, nonostante una banda internet da terzo mondo, perché oggi veramente abbiamo avuto tutti grossi problemi con la banda internet, la nostra oretta quasi di VH Motorsport siamo riusciti a farla, Stefano, quindi nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Io ringrazio e gli chiedo se per caso magari in futuro, se possiamo richiamarti, Pietro, in trasmissione, magari anche quando torneremo in studio, perché prima o poi l'Home Edition finirà. Ti chiedo se c'è la tua disponibilità a tornare a chiacchierare con noi della nostra trasmissione. Vengo volentieri, però ricordate che io sono condizionato dal lavoro, insomma, ecco, io non sono in pensione, quindi io lavoro e il tempo per le corse, sia che vado a correre, che vado a parlare, che così ci troviamo, lo devo fra virgolette rubare al lavoro. E quando posso, più che volentieri, se siamo nelle ore serali, ma sì. Quando torneremo in studio, probabilmente in queste ore qua, adesso in questo periodo che anche il lavoro si zoppica come tutti, in tutti i mestieri, sono riuscito a trovare quest'ora qua, per carità, ma ho più che piacere venire a fare queste chiacchierate, stare in amicizia, anche perché si parla di quello che ci piace, ecco, torniamo sempre a quel discorso, almeno come la vedo io, e via dicendo. Esatto, quindi io ti ringrazio, io vi saluto e lascio la chiusura a il nostro commissario del DBH TV, a Stefano De Marco. Grazie a voi che mi avete chiamato e buona serata a tutti e alla prossima. Ciao Stefano, prego. Grazie mille Pietro. Io mi auguro insomma di ricominciare in studio con le prossime puntate. Chiedo, come rispondo al nostro amico Loris, chiedendo al governo che ci lasci lavorare questi parrucchieri, perché non se ne può più. Io l'ho sposata, vedi, io l'ho sposata una parrucchiera e sono pettinato. Ecco.
No, anche perché, cioè, parliamoci chiaro, sono stato minacciato più volte dalla mia ragazza che mi taglierà i capelli. Cioè, no, per favore, cioè, riaprite questi benedetti centri, centri parrucchieri, centri estetici, aprite tutto perché no, non voglio che mi tagli i capelli. Bene, con questo Ascoltatelo. Con questa chiudiamo, ringraziamo di nuovo Pietro e che tenga pronti un po' di aneddoti come quelli di prima perché sono stati divertentissimi e secondo me ne ha ancora una valanga e niente, buona serata a tutti. Vi ricordo che stasera ore 21:30 questa trasmissione va in replica su nostra televisione, canale 113 digitale terrestre, così potete rivederci sullo schermo grande questa sera alle 21:30. Ottimo. Buon pomeriggio. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, grazie. Francesco non chiude. No. Chiude. Forse.